Dopo un anno di stop, ritorno alla fiera di Santa Lucia. Qual è l'emozione di questa giornata? Beh, sinceramente è un'emozione grande perché storicamente insomma non è mai accaduto di avere uno stop a causa appunto di una pandemia su questa 1300 anni di storia che è la nostra manifestazione, e quindi un'emozione forte, diciamo è un traguardo oggi, ci ha impegnato un anno. Fino alla fine ci ha tenuto anche con un po' di suspense per riuscire insomma a arrivare a fare l'evento, però ce l'abbiamo fatta, siamo contenti per il nostro territorio e anche per il mondo dell'agricoltura. Ecco, è il mondo dell'agricoltura che strizza sempre più l'occhio alla sostenibilità. È vero, e dicevo appunto prima all'inaugurazione abbiamo tanti giovani presenti in fiera. I giovani sono i primi ad essere attenti alle ultime innovazioni, parliamo di agricoltura 4.0, parliamo di agricoltura di precisione, parliamo di tutte quelle ultime tecniche di meccanizzazione che sono sostenibili, che quindi danno più sostenibilità alla produzione, ma anche creano poi prodotti e eccellenze più sostenibili, più naturali. Ecco, chi si sente di ringraziare per la riuscita di questo evento? Ma sicuramente tutto il nostro staff, tutti i nostri volontari che come ogni anno collaborano alla realizzazione di questo evento, perché questa, ricordiamoli, è una fiera internazionale dell'agricoltura, però è anche molto una fiera del territorio, una fiera insomma fatta anche di volontari. Quindi un mio pensiero va a loro e poi ai nostri grandi espositori che hanno dato tanta fiducia per primi alla nostra manifestazione. Sono oltre 300 rappresentanti, tutti i più grandi marchi insomma del mondo dell'agricoltura. Sì, era fondamentale non saltare questa edizione, costasse quello che costasse, è quello che ho detto all'amministratore unico a nome dell'amministrazione comunale. Non badavamo al budget, ma era importante che gli espositori capissero che la fiera rimane un punto centrale in tutto il Triveneto, che la gente capisce che si può avvicinare a quello che è l'innovazione, ma che è un segnale di positività anche sociale, e quindi oggi la giornata, questo sole stupendo, ci ripaga delle tensioni, delle discussioni, delle valutazioni e anche degli oneri che abbiamo dovuto sobbarcarci per le misure di sicurezza necessarie per svolgerla, e la soddisfazione è tantissima a vedere questa gente che fluisce per le strade e qui in fiera, insomma. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo vinto, chi la dura la vince. Cosa significa per lei questa fascia? Beh, significa che sono molto vicina a questo territorio, che sono molto vicina all'agricoltura, perché l'agricoltura è il nodo cruciale della nostra società, quindi sono un'ambasciatrice che cerca di portare nelle buone tavole i prodotti di eccellenza e i prodotti che rispettano il territorio. La Fiera di Santa Lucia è il mondo dell'agricoltura, perciò tutti quelli che ci lavorano, ci vivono, hanno passioni e comunque stimano questo settore debbono per forza venire qui per conoscere, per capire quali siano i tanti servizi, le tante tecnologie che sono sempre all'avanguardia, e qui oggi c'è il meglio del meglio. Perciò è una, come dicevo, una piattaforma straordinaria per gli agricoltori e per l'agricoltura in generale, e uno che fa questo mestiere non può non venire e capire quali siano anche quei valori aggiunti che oggi le tecnologie possono dare in termini anche di sostenibilità. Cioè, sono convinto che non solo perché è stata ripreso quello che dopo un anno di sospensione, ma rimane sempre una fiera straordinaria di grande riferimento, dove chi fa questo mestiere si sente proprio a casa sua. Beh, dobbiamo pensare che noi come Consorzio Agrario Treviso Belluno ci siamo presentati al meglio con una struttura adeguata a quello che è il brand e quello che è la storia del Consorzio Agrario, e l'abbiamo fatto portando quei mezzi agricoli e meccanici che sono il nostro punto di forza, e poi una struttura al coperto dove possiamo fare convegni, incontri, dibattiti che sono anche quel valore aggiunto che vogliamo dare in termini di conoscenza e di nuove proposte. E il Consorzio Agrario credo che qui si sia presentato nella veste giusta per dare quella giusta impronta e quella giusta immagine e quel servizio che vogliamo assolutamente dare e sostenere ai nostri clienti. Beh, noi settore primario, noi agricoltori, io mi sento di dire tranquillamente che abbiamo fatto in questo ultimo periodo uno dei più grandi salti che la storia riconosca in questo senso, quindi l'agricoltura è pronta, la sostenibilità è comunque un traguardo che noi
vediamo sempre in evoluzione, quindi non è un punto di arrivo. Che l'agricoltura sia sostenibile sicuramente sì, che ci sia della strada da fare anche, con l'ausilio della tecnica e dell'innovazione che anche qui oggi è presente, saremo sicuramente in grado di vincere le sfide.